tanto spingere la carrozzina e in ricambio hai un sorriso che vale molto più di un sorriso e che veramente ti riempie il cuore. E niente, sono felice di partecipare. Mi si è aperto un mondo, un mondo che non conoscevo, un mondo che sto imparando a conoscere col passare dei giorni, che mi fa piacere conoscere, è un'esperienza che secondo me assolutamente va fatta e soprattutto per le persone che poi si ha la possibilità di aiutare, anche loro hanno una loro storia, un loro dolore magari che vogliono condividere con noi barellieri, è una cosa che se non ci si pensa non si riesce a far caso. Io mi porto dietro questo pellegrinaggio pace, perché venendo qua a Lourdes ti senti l'anima pulita, no? Sono anche venuto per una promessa, no? Che ho fatto alla Madonna l'anno scorso alla GMG, diciamo, mi ho fatto una piccola grazia che la devo molto, quindi mi sento a casa. Ho imparato concretamente cose nuove riguardo al avere cura delle persone, avere attenzioni, ho maturato, ecco, esatto, certe attenzioni da dare alle persone fragili e poi mi arricchisco anche nella fede e nella volontà di fare servizio, ecco. Che la bellezza che è sempre di ogni anno è quella dell'incontro, perché l'incontro che si ha qui, l'incontro con la Madonna, l'incontro con Gesù, l'incontro con i nostri compagni di viaggio è sempre bello, è sempre diverso ed è sempre veramente una ricchezza, anche con le persone che ormai vedi tutti gli anni, che è come se ti conoscessi, come se vivessi insieme tutti i giorni, e quindi questo incontro è quello che rende stupendo ogni viaggio e che lo rende sempre diverso.